Campomarzo, l'outlet veneto della droga, ormai è sotto stretta sorveglianza. Merito del NOS, il nucleo operativo speciale che tiene sotto controllo il parco con le telecamere di videosorveglianza che inviano le immagini in tempo reale nel fortino della polizia locale. 16 e 23 da Delta, spostatevi verso Campomarzo, abbiamo del movimento. Improvvisamente dai monitor del distaccamento della polizia locale nella foresta urbana di Campomarzo viene notato un africano che s'aggira con fare sospetto nel parco e s'avvicina a tossicodipendenti già conosciuti dalle forze dell'ordine. Viene attivata la pattuglia antidegrado in divisa, gli agenti entrano in azione e fermano l'uomo. Lo portano nel distaccamento per identificarlo e perquisirlo, ma scendendo dall'auto della polizia locale, l'immigrato tenta il tutto per tutto e cerca di disfarsi di un sacchetto. Inutilmente, perché la mossa viene immediatamente notata e l'involucro recuperato. All'interno gli agenti trovano 28 dosi di cocaina per più di 3,5 grammi e 15 dosi di eroina per 2,5 grammi. Addosso lo straniero a 286 euro, considerati il guadagno dello spaccio di droga. Vista la quantità di stupefacenti, il pusher, un 29enne nigeriano con precedenti, è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del comando della polizia locale a disposizione per il processo per direttissima, in cui è stato condannato a 7 mesi di reclusione e al pagamento di 1.000 euro di sanzione, arresto convalidato e pena sospesa. Ma quel che conta è che a Vicenza, in trincea a Campomarzo, la polizia locale continua la sua guerra quotidiana contro il degrado.